Bene, eccoci insieme anche oggi, l'ospite in studio Jacopo Allegri, fisioterapista, osteopata di primo livello, laureato all'Università di Padova con un master in osteopatia delle disfunzioni neuromuscoloscheletriche alle Scuola di Osteopatia di Madrid. Buongiorno. Buongiorno, con lui parleremo ovviamente di acciacchi, anche perché ha avuto l'idea di postare sui social una serie di tutorial, ve ne presenteremo anche uno. Prima di arrivare però a lanciare il tutorial, spieghiamo la fisioterapia, perché per noi osteopatia, fisioterapia o cose analoghe, magari non conosciamo la differenza. Sì, parliamo innanzitutto di fisioterapia, che il fisioterapista è la figura sanitaria che si occupa della cura, della prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici in particolare, ma a partire dalla pediatria fino alla geriatria, quindi tratta l'uomo e tratta le patologie dell'uomo fin da piccoli da piccolini agli anziani. Si occupa appunto della cura, della prevenzione e del trattamento di questi disturbi, quindi aiuta le persone a recuperare le capacità che possono venir meno con una frattura, una distorsione, un incidente, oppure tratta anche dei semplici dolori che possono venire con posture sbagliate, ad esempio durante chi lavora tanto in ufficio, mantiene posture scorrette e i muscoli si tendono, quindi andiamo a aiutarli a rilassarli, a recuperare un pochino quel benessere che dobbiamo avere per essere anche più efficienti a lavoro. E l'osteopata invece? L'osteopata invece ha una visione più olistica, ovvero a 360 gradi, mentre il fisioterapista tratta per lo più il problema lì localizzato, l'osteopata ti dà una visione a 360, nel senso che una disfunzione tua cervicale, un tuo problema cervicale ti può venire da un problema ai piedi per esempio, quindi lavora molto in maniera unita tra muscolo scheletrico, la parte viscerale e la parte cranio-sacrale, insomma c'è tutto un mondo unito, il nostro corpo è molto complesso, quindi fa un'analisi più grande. Sempre per tradurre, il fisioterapista, possiamo definirlo l'evoluzione scientifica del tiraossi, come si chiama, sì, nelle campagne venete? Sì. Diciamo che prima non c'era una laurea, adesso io appunto per diventare fisioterapista ho dovuto fare una laurea di 3 anni, che è sotto medicina e chirurgia, quindi una laurea tra le professioni sanitarie, tutto un pochino più regolamentato e anche più scientifico, ecco. Il pranoterapeuta invece è altra storia. Quella è tutta un'altra cosa, sì, non è una laurea e sono dei trattamenti diversi, non è una cosa scientifica. Allora, lanciamo il tutorial per far capire anche l'idea. Sì, allora, ho pensato già circa 3 anni fa di aprire una pagina Instagram e Facebook dove dare dei fisioconsigli, come questo che adesso vedremo, e in questo qui do un esempio di movimenti da poter fare in una pausa durante il lavoro, insomma per chi sta tanto seduto, chi sta tanto in macchina, quindi tanto fermi nella stessa posizione, per sciogliere un pochino la muscolatura del collo e le articolazioni che se stanno tanto fermi o sempre molto concentrati rischiamo poi di l'insorgenza di dolori. Allora, la linea alla regia per agevolare questo tutorial, il fisioconsiglio. Vi mostro un bel esercizio per mobilizzare la colonna cervicale al posto di fare le solite flesso, estensioni, rotazioni eccetera, che ormai sono movimenti che sono diventati anche noiosi. Allora chiudete gli occhi e con la punta del naso disegnate in maniera lenta e ampia i numeri dall'1 al 9 in questa maniera. 1, 2, 3, 4 e così via fino ad arrivare al 9 e concludere con uno 0 da un lato e uno 0 dall'altro. In questa maniera avrete mobilizzato tutto il collo e la colonna cervicale fino alle spalle in maniera lenta e ampia e vi sentirete un pochino più sciolti. È molto utile sia per chi ha dei fastidi, ma sia anche come prevenzione per chi passa molte ore davanti al computer sempre nella stessa posizione o in macchina. Provatelo! Smart working, consigli di questo tipo siano sono di straordinaria attualità. Sì, innanzitutto ci tengo a dire che è molto importante fare questi movimenti, questi esercizi in assenza di dolore, nel senso che un po' di tensione si può avere e allora fai i movimenti. Quando c'è dolore, attenzione, lì bisogna fare riferimento medico chiaramente. Certo. Questi sono consigli generali
per chi di sta prevenzione. bene. Esatto, più di prevenzione che di trattamento. Quando uno sta già male ci sarebbe bisogno di rivolgersi al medico o al fisioterapista, insomma, in base al problema. Sì, perché con un sorriso veniva a pensare che è l'anticamera della disoccupazione per i fisioterapisti. Esatto. Ahimè, invece non è così, perché ci sono patologie più importanti. Sì. Quali sono, al proposito, quelle che possono essere ingenerate ad esempio dallo smart working e dal fatto di stare tanto seduti? I problemi che Sì. possono venire. Ok, beh, l'insorgenza di mal di schiena è molto comune, adesso poi post-Covid, comunque durante questa quarantena, molta gente ha cambiato il proprio stile di vita e si è cambiato chiaramente anche il modo di lavorare, per cui è molto importante avere una postura, per chi lavora a casa o comunque per chi lavora in ufficio, corretta per evitare l'insorgenza di mal di schiena, mal al collo, rigidità anche a livello di spalle. Chi sta tanto in avanti in questa posizione al computer, spalle chiuse, poi possono insorgere problemi anche dei formicoli lungo le braccia fino alle mani. Questo è abbastanza comune, quindi molto importante non solo mantenere una postura corretta, la sedia alta, la posizione corretta, avere un angolo di 90 gradi tra le braccia e anche le gambe che siano ben appoggiate a terra, ma anche fare una pausa ogni tanto. Questo volevo chiedere, perché poi il fatto di lavorare in particolare a casa tende ad impigrire. Sì. Ogni quant'è che sarebbe invece corretto alzarsi? Allora, sarebbe corretto alzarsi ogni 50 minuti, un'ora. Diciamo che il nostro corpo lo richiederebbe, alzarsi, muoversi, magari anche solo con la scusa di lasciare un bicchiere d'acqua un pochino più in là, e quindi invece di averlo accanto, bere e continuare a lavorare, ti alzi anche 30 secondi, ti sgranchisci un po' le gambe e poi magari approfitti per fare esercizi come questo del collo o altri che ci sono nella mia pagina di Instagram, che si trova, diciamo, tanti esercizi per la schiena, per le spalle, per le gambe. Esistono utili ausili? Uno sicuramente può essere una sedia, una poltrona Sì. ergonomica, ma magari un costo importante. Non so, dei busti, mi viene da pensare, qualcosa che ti sorregga la schiena in maniera evidentemente non particolarmente coercitiva. Allora, i busti no, però ci sono degli elastici, ad esempio, che io ne ho comprato uno in studio da provare, e ci sono degli elastici che non è che ti sostengono loro, perché un bustino ti sosterrebbe lui e quindi la tua muscolatura non lavora e poi rischi di perderla e quindi avere problemi successivi. Invece un elastico che ti leghi dietro alle spalle semplicemente ti tira e ti sorregge un pochino in modo tale da stare un po' più dritto. Oppure ci sono anche dei cuscini che sono leggermente sollevati dietro in modo tale da essere inclinati un po' in avanti, e tu per compensare spingi indietro, quindi ti raddrizzi. Questo potrebbe essere uno. Un altro può essere un cuscino normale anche da casa, da mettere dietro la colonna lombare, quindi la parte bassa della schiena, che ti spinge un pochino e ti evita l'infossamento, perché la classica posizione è questa, solo che alla fine della giornata si rischia poi Di avere mal di schiena. Esatto. Può essere utile scrocchiare le dita ogni tanto? Allora, scrocchiare le dita è una domanda molto comune che fanno molti pazienti. Non ci sono studi validi che dicano che sia pericoloso anche a lungo andare, non si è vista una grande... Io non mi scrocchio le dita, ma non avevo mai pensato al pericolo di scrocchiare le dita. Diciamo che si dice che a farlo a lungo andare poi può portare a artrosi, non ci sono studi chiari che dicano questo, però diciamo che essendo comunque una forzatura, lo scrocchio delle dita è meglio evitarlo, perché lo scrocchio delle dita semplicemente, o delle articolazioni, è lo scoppio di alcune bollicine che si formano all'interno del liquido sinoviale che si trova all'interno delle articolazioni, e quando facciamo questo movimento un po' forzato queste bollicine scoppiano, quindi questo è il suono che si crea. È causato questo, però tendenzialmente sarebbe meglio evitare, anche se appunto non si sa se faccia bene o male ancora. A proposito di curiosità, è vero che la mattina siamo più alti che la sera? Sì, ci sono diciamo degli studi, ma insomma si può benissimo ragionare anche sul fatto che con la gravità, soprattutto i cuscini intervertebrali, i dischi intervertebrali, con il peso del corpo si disidratino e si comprimono un po', quindi alla sera noi siamo un pochino più bassi, qualcuno anche di 1-2 centimetri, invece al mattino, quando siamo stati 8 ore distesi, i dischi si rigonfiano, diciamo, tornano alla normale loro forma e natura, quindi si nota anche a volte, soprattutto nei giovani, però quando ti siedi al mattino in macchina, che devi spostare un pochino indietro il sedile, invece alla sera a volte lo avvicini, succede a più di qualcuno. Immagino che come tutte le funzioni umane
anche nel campo fisioterapico importante sia l'alimentazione. L'alimentazione C'è qualcosa è da molto evitare, importante. insomma, per garantirsi articolazioni migliori? Sì, allora l'alimentazione è molto importante, io chiaramente non sono un dietologo, quindi non dico cosa Certo. sì, cosa no, però è molto importante perché avere uno stile di vita corretto chiaramente ti aiuta ad avere un peso corporeo corretto e quindi non andare a sovraccaricare le articolazioni. Puoi immaginare se tu hai 5-10 kg in più del tuo peso forma, che a volte neanche si notano, però quei 5 kg in più è come avere uno zainetto di 5 kg addosso pesante tutto il giorno e insomma ce l'hai un'ora e ce la fai, ce l'hai tutto il giorno, ce l'hai per un anno, per 10 anni, alla fine le articolazioni con quel peso in più che non sono abituati o comunque che non sono nate per avere si lesionano e degenerano prima, quindi i dolori insorgono prima. Visto che gli anni passano, oggettivamente le articolazioni si consumano, c'è qualcosa per prevenire questo? Allora, purtroppo ci sono delle degenerazioni. O ce la mettiamo via, insomma? No, si può sempre fare qualcosa. Io lavoro molto con gli anziani anche a domicilio perché li aiuto a prevenire la degenerazione. Non possiamo bloccarla, ma almeno rallentarla, sì. Per cui, siccome sono degenerazioni croniche che comunque il normale passare del tempo genera, certo, e quindi si può fare poco, però già solo il movimento, l'attivazione muscolare, quindi avere una buona muscolatura e il muoversi riattiva la circolazione, e avere una buona circolazione ad esempio della mano, quindi con questi semplici movimenti il sangue porta vita, porta ossigeno, porta un pochino di rigenerazione. Poi anche dei massaggi possono aiutare, perché anche il massaggio fa molto bene. Chiaro che se uno ha l'artrosi non è che il massaggio ti fa passare, però ti può togliere un pochino i sintomi, ti aiuta a stare un po' meglio, avere meno dolore e a magari prolungare questa degenerazione, non averla tutta subito. Grazie, questi sono i fisioconsigli Grazie, di Jacopo Allegri. Altre cose le trovate sui social e comunque sono sul sito www.jacopoallegri.it. Buon lavoro, grazie, bella idea. Buongiorno. Domani ci si vede.